Al via la stagione estiva al comune di Realmonte, ieri il primo dei 5 appuntamenti con la rassegna letteraria Patrimonio e Memoria e Storie di Vita, Incontri e Sensazioni, che ha visto la presentazione di un libro di Felice Cavallaro, Sciascia e l'eretico, e dalle parti di Leonardo Sciascia, di Totò Picone e Gigi Restivo, quindi concerti con celebri cantanti nazionali, tra cui la famosa Anna Tatangelo e Ibla, ad ancora celebri protagonisti di cabaret, momenti di grandi risate, tra cui spiccano i nomi del duo Matranga e Minafò, il Respindi e la comicità dell'intramontabile Litterio. Gli appuntamenti musicali prevedono il Festival della Musica, un concerto di musica lirica con la presenza di due cantanti della Scala di Milano, una serata dedicata alla danza con il corpo di ballo di Canale 5 del format Amici di Maria De Filippi e per finire due incontri culturali a sfondo sociale, uno dedicato alle donne e l'altro con ospite il giornalista Andrea Scanzi. È iniziata la programmazione estiva 2021, stiamo lavorando nel rispetto della normativa anti-Covid per rendere questo momento così critico per l'intera umanità un po' più leggero. Abbiamo pensato alle diverse generazioni e pertanto abbiamo pensato ad un cartellone vario, abbiamo le attività culturali, quindi una rassegna letteraria, abbiamo le attività ludico-ricreative dove però ci sono i laboratori quindi che servono a crescere per quanto riguarda i ragazzi, abbiamo le attività di spettacolo, musicali, teatrali, di intrattenimento in teatro e quindi momenti un po' più popolari e un po' più leggeri e poi abbiamo una valorizzazione, ecco, l'obiettivo di valorizzare il territorio attraverso un percorso che veda come parte attrice l'intera comunità e anche il territorio, quindi il patrimonio che abbiamo, che non è solo ambientalistico, naturalistico e archeologico, ma è anche un patrimonio in termini proprio di risorsa umana. Abbiamo tanti ragazzi e li vogliamo valorizzare, abbiamo tante persone che si sono avvicinate al professionismo, alcuni sono veri e propri professionisti, eccellenze, e abbiamo pensato per loro dei promo, delle attività, insomma, da dove si possa vedere e apprezzare che Realmonte non è solo bellezza paesaggistica, ma è anche risorsa umana, è anche bella gente, belle teste. Abbiamo iniziato il percorso che è un vero e proprio fil rouge della memoria intesa come patrimonio e quindi si è svolta già una serata dedicata a Sciascia l'eretico, il cui scrittore tra gli altri è Cavallaro, e faremo tante altre attività impegnative che hanno l'obiettivo di fare crescere Realmonte nella giusta direzione e dove la memoria e il ricordo dei giusti possa essere un monito per le generazioni future che devono crescere secondo il rispetto assoluto delle regole e quindi secondo un principio di legalità. Il programma sarà presentato quando? Il programma sarà presentato nei prossimi giorni, stiamo preparando alla definizione delle locandine, dei manifesti, dove verranno poi dettagliate e specificate le diverse sezioni della stagione estiva, le date, le attività e i luoghi dove si svolgeranno prevalentemente in teatro, perché lo svolgimento delle attività culturali in teatro ci consente di rispettare meglio la normativa anti-Covid e di controllare l'afflusso degli utenti. Un lavoro fatto in sinergia con la sua squadra assessoriale, quanto è importante? La squadra è importantissima, direi che fa la differenza. Lavorare in gruppo significa confrontarsi sulle strategie da adottare, sugli obiettivi da raggiungere e questo diverso modo di pensare che non vede più al centro o accentrare l'attività amministrativa, ma condividere con non solo la parte amministrativa ma con l'intera comunità